Allora, eccoci tornati in studio, ultima parte di TV7 Match di questa puntata. Parliamo ovviamente dell'attualità politica, in primo piano la questione ancora migratoria, in particolare la polemica che è nata tra l'Italia e la Francia. Come dicevamo prima, polemica, c'è un procedimento nei confronti del Ministro degli Interni, che non è cosa da poco. Quindi la cosa credo che sia la prima volta in Italia, nella storia italiana, che si procede in questa maniera. Se è lecito che un paese possa porre dei confini, visto che peraltro le coste del Mediterraneo sono talmente grandi che le onlus possono andare fino a Nizza, no, a sbarcare i nostri migranti, a cui vogliamo assolutamente bene, ma abbiamo un problema interno da sistemare, dopodiché c'è il problema europeo da sistemare e è il motivo per cui stiamo parlando questa sera dell'argomento migrazione. Non è inquisito perché quelli della nave 18 non erano migranti. Scusa? Quelli della nave 18, per cui il ministro, che io spero non venga condannato. Sì. Perché mi piace battere la gente sul piano politico, siccome non mi sono scandalizzato quando c'era l'archiviazione, non mi scandalizzo ora. Per precisazione giuridica, il ministro non è inquisito per le sue politiche, sarebbe veramente grave. È inquisito perché su quella nave non c'erano né migranti, erano cittadini liberi, non c'erano uomini armati che volevano invadere il nostro paese, per cui dovevamo difendere i confini, non c'era nulla di tutto questo. E allora cosa c'era? Delle persone libere che potevano sbarcare sul suolo. Benissimo, allora scusi. Sono state trattenute ai sensi dell'articolo, allora, secondo dei magistrati, non io, 660 abbiamo anticipato per metodo di comunicazione, abbiamo anticipato un problema, no? Dopodiché daremo spazio a tutti di spiegare la propria interpretazione su questa legittima attività che sta facendo la magistratura, a cui poi assisteremo, vedremo che decisioni prenderà. No? Quindi, allora, iniziamo la nostra argomentazione perché l'Africa ci scarica centinaia di migliaia di africani e quali sono effettivamente i problemi dell'Africa. Se siamo noi gli autori e diciamo, le cause effettive di questa migrazione, di cui peraltro subiamo gli effetti, e quindi credo che il più delle volte nelle varie televisioni, nazionali comprese, non si prende il problema nel suo complesso, si prende solo un dettaglio e su quel dettaglio diventa e a baruffa ciosota. No? Chi ha ragione, chi è buono, chi è cattivo, le cose non stanno così. Gli europei, e l'abbiamo visto nella trasmissione precedente, che hanno fatto la guerra per l'oppio, per imporre l'oppio a un paese libero come era la Cina, con tutti i suoi limiti, per carità. Noi siamo stati quelli che hanno fatto una guerra di importazione dell'oppio in Cina per sottomettere la Cina. Non possiamo, la stessa cosa l'abbiamo fatta, non con l'oppio, ma in altre maniere, con le bombe in Africa. Stiamo depredando l'Africa, abbiamo degli africani che non possono nemmeno più mangiare e bere, perché hanno desertificato il Chad, un lago di 24.000 chilometri quadrati ridotto a 2.400, la gente non può neppure coltivare la terra. Oggi diciamo ma i negri non sono simpatici. È vero, può darsi, ma chi è il vero responsabile di questa esondazione? E se per caso questo effetto umanitario non è un effetto che porta grandi vantaggi sempre, regolarmente, agli europei? Punto di domanda, alcuni quantomeno. Ecco, questo è l'interrogatorio. Per cui, insomma, se partiamo col servizio dei francesi, cosa combinano in Africa, visto che loro
ci respingono i nostri migranti alla frontiera, riusciremo a capire, perché sennò diventa un problema internazionale, no? Rapporti tra l'Italia e la Francia, quando la Francia, fregandosene l'Italia, si trova con la Merkel e discute su quali saranno il riarmo della Francia e della Germania, perché in questo momento la crisi che sta venendo alla grande, e la Germania è la prima a soffrirne e l'ha già anticipato, è quello dell'auto. Il mercato dell'auto è fermo. Quindi partiamo con hai anticipato. Allora ricordiamo ai nostri telespettatori gli ospiti che ci accompagnano in quest'ultima parte. Allora ritroviamo Settimo Gottardo, buonasera, grazie di essere rimasto qua con noi. Angelo Zuppardo, articolo 1 Leu di Padova, Liberi Uguali, buonasera. Roberto Ciambetti della Lega, appunto abbiamo avuto ospite nel Memento, e anche il professor Zanella, Patrizio Zanella, dunque, che resta con noi anche in quest'ultima parte. Allora io direi di iniziare a cercare di dare una risposta innanzitutto al primo punto interrogativo che ha posto Ermanno, e cioè siamo noi i responsabili? Chi è responsabile di questa situazione e di questa migrazione? Allora partirei da Gottardo. Responsabile è la storia, nel senso che io sono convinto profondamente che quando i popoli si muovono non c'è mondo che tenga a fermarli. Il punto è, per la politica, come regolare, come governare un movimento che noi comunque non fermiamo. Perché lasciarlo libero, a frontiere aperte al Fano, non è possibile. Caviamoci dalla testa, non è possibile. Pensare di continuare una politica di emergenza facendo al 100% l'anti-Alfano, chiusura ermetica, altrettanto non è né possibile né realistico, perché la chiusura ermetica non esiste. Puoi chiudere anche i porti, arrivano attraverso gli aeroporti, chiudi anche gli aeroporti, arrivano da Trieste attraverso le frontiere. Quindi il problema è di uscire dalla concezione che sia un fatto emergenziale in qualche modo da impedire, a prendere atto che ci sono un movimento che durerà per decenni, che noi dobbiamo trovare il modo di governare e che il governo di questo fenomeno non può essere lasciato ai singoli paesi. Questo è il punto vero. Come governiamo questo fenomeno? Come viene governato? Quali sono i canali legali? Perché comunque noi di immigrazione ne avremo bisogno, ma non possiamo nemmeno avere tutta la Nigeria in casa, non dico dell'Italia, ma neanche di tutta l'Europa, perché la Nigeria fra 10 anni ha più abitanti di tutta l'Europa messa assieme. Non è possibile. Quindi come lo governiamo questo fenomeno? Questa è la domanda responsabile da porsi, e la politica deve dare una risposta, ma non in termini di propaganda. Non voglio gli stranieri, ho capito. Detto questo, siccome ci sono e si muovono, come governi questo fenomeno? Certo, allora questa settimana è stata la settimana in cui si è puntato il dito appunto sulla Francia, si è parlato molto di questo franco africano, su che cosa fare, anche come comportarci noi europei. Ha dato la risposta Luigi Di Maio, ascoltiamolo. La Francia è uno di quei paesi che, stampando una moneta per 14 stati africani, impedisce lo sviluppo di quegli stati africani e contribuisce alla partenza di profughi che poi muoiono nel Mediterraneo o arrivano sulle nostre coste. Se l'Europa in questo momento vuole avere un po' di coraggio, deve avere la forza di affrontare il tema della decolonizzazione dell'Africa, dell'immigrazione. Le cause sono il mancato sviluppo degli stati africani, che invece di aiutare a casa loro li dobbiamo lasciare in pace a casa loro e starcene noi a casa nostra. E quando dico noi parlo di quegli stati europei che invece in questi anni, come la Francia, stampando una moneta per 14 stati come quelli africani, si è avvantaggiata anche delle importazioni delle materie prime.
Ecco, questo diciamo, dice, ma non andare ad aiutarli a casa loro, ma stiamo noi a casa nostra. Allora, Zuppardo. Di tutti i migranti che sbarcano non ce n'è uno che vengono da quei 14 paesi, ne ho anche uno. Quei 14 paesi hanno tra di loro tassi di crescita completamente diversi, basta vedere gli ultimi dati. Non è vero, alcuni paesi sono cresciuti enormemente dal punto di vista economico, altri paesi crescono da altri punti di vista. Dopodiché Di Maio deve studiare, perché chi si studiava sa che la moneta nel lungo periodo non è un fattore di crescita. La moneta può diventare un fattore di crescita nel brevissimo periodo. Euro, lira, può determinare un gap e può essere o un fattore di crescita o un fattore di decrescita. Ma nel lungo periodo, nei 10 anni, gli economisti classici tutti sanno che non è un fattore di crescita. Non è questo, non è una moneta, non è un fattore di crescita. Nell'economia classica la moneta su un periodo di 10-15 anni non è quello il fattore di crescita, è le infrastrutture. Abbiamo finito di parlare di cinesi, come con una moneta stampata che sono pezzi di carta è riuscito a creare un'economia. L'economia la costruiscono i cinesi perché hanno 1,5 miliardi di persone, hanno le infrastrutture, vai in Cina, non hai nessuna legge sulla concorrenza, non hai quasi non c'è un sindacato, non c'è una tutela ambientale, ci sono una serie di fattori. Sostenere che la moneta è un fattore di crescita, i neoclassici dicono che non è così, e quindi Di Maio dice una serie di cose che non sono vere. Però mi interessava la cosa sul ragionamento, perché c'è una verità di fondo. L'Africa nei prossimi 10 anni crescerà 4-5 volte in più dell'Europa. L'Europa è un paese che invecchia, tra i paesi che invecchiano di più c'è l'Italia, e dentro l'Italia il Veneto è la regione che perde più persone. Siamo a crescita zero, muoiono più persone di quante ne nascono in Veneto, e ci sono molti immigrati veneti, ragazzi che vanno via, vanno perché fortunatamente viviamo in un mondo dove prendere un aereo e andare a Londra è bello, e perché io penso che il sistema produttivo veneto ancora non è capace di prendere una certa professionalità medio-alta. Questa è la storia. Noi abbiamo bisogno da qui ai prossimi 10-15 anni circa 6-7 milioni di persone che lavorano. Abbiamo bisogno, perché la demografia non è uno scherzo, è una cosa seria, e queste persone arriveranno. Allora sono due le questioni: o gli spariamo tutti affossando lì tutta la storia del genere umano, tutta, perché quando di fronte ad una persona che muore nel Mar Mediterraneo noi facciamo politica per prendere più voti, uccidiamo il genere umano, e io non ci sto, perché tutta la storia del mondo, dell'Europa, nasce perché l'uomo sta al centro di tutto, di qualsiasi colore sia della pelle. Questo problema non lo risolvono gli Stati, lo risolve l'Europa. Due, non è vero che l'Europa non ha risolto l'immigrazione, sono gli Stati, la Francia, l'Italia, la Germania, gli amici di Salvini, Orban, che non prendono un immigrato, che non vogliono risolvere il problema. Il Parlamento europeo e il Consiglio europeo sono stati gli unici due che hanno votato, il Parlamento e il Consiglio europeo, una delibera per un'ipotesi di smistamento dei migranti in tutta Europa. Sono gli Stati, cioè sono gli Stati sovrani, a differenza della vulgata sull'Europa che non vogliono. Terza cosa, io non sono per Macron e non sono per la Merkel, li considero sul piano generale culturalmente degli avversari politici, uno è un liberal democratico, l'altro è l'SDE, peraltro ha un accordo con l'SPD. Quell'accordo che hanno fatto è un accordo coraggioso perché rimette al centro l'Europa. C'è l'idea che ci possa essere una ripartenza su base diversa di un'Europa. Noi, Italia, che siamo soci fondatori, oggi collocati dentro lo scenario internazionale europeo, con chi siamo? Siamo per uscire dall'euro? Siamo per uscire dall'Europa? Siamo per stare con Orban e il patto di Visegrad, che non si sono presi un migrante e sono contro l'Italia dentro questo tentativo di rimettere al centro l'Europa? Lì si parla di difesa comune, si parla di una serie di politiche. Dove sta? Adesso facciamo in modo che lei risponda. Iniziamo, Ciambetti. Io sono totalmente lontano e distante da tutto quello che è appena stato detto. Premesso questo, qualche piccola precisazione: che non ci sia nessun immigrante economico che arriva dal Niger, dal Chad, dal Burkina Faso, dal Senegal è falso. Li abbiamo, tantissime persone in Veneto sono integrate da anni, tante tentano di arrivare attraverso la tratta degli schiavi che qualcuno vuole incentivare. No, questa volta mi metto di dietro, io non ti ho offeso,
Siccome tu mi dici che io ho Allora, io non ti ho detto, e tu stai zitto, un attimo, dai, per piacere, della tratta degli basta, dai, per piacere, dai, lei è caduto il microfono, non sono d'accordo della Angelo, dai, Geppardo, per piacere, dai, non l'ho interrotto dopo dai, basta, se no andiamo in pubblicità. Governo Monti in poi, da Mare Nostrum in poi, qualcuno ha creato delle aspettative impossibili da mantenere. Qualcuno ha messo i profughi, gli immigrati economici in hotel a 4 stelle e questi mandavano a casa la foto al proprio cugino, creando aspettative e mettendo in moto gente che arrivava qua e arrivava in Libia e pensava di essere portata in Italia senza alcun problema. Quello che è accaduto con Nave Diciotti, quello per cui Salvini viene chiamato in causa dal Tribunale dei Ministri di 3 magistrati forse appartenenti a Magistratura Democratica, è una cosa abnorme. Le norme internazionali di salvataggio in mare erano state rispettate, questi qua erano stati salvati nelle acque di competenza di Malta. Per questo Salvini e il governo italiano si è impuntato. O c'è una forma di deterrenza che fa capire in Africa che sono cambiati i termini e fa capire all'Europa che deve farsi carico delle proprie responsabilità, o se no l'Italia continuava a diventare il punto d'arrivo di 180.000-200.000 persone all'anno, cosa impossibile da mantenere. Quello che sta accadendo con Sea-Watch in questo momento, dove viene salvato questo gruppo di persone, viene salvato nelle acque di Malta, Malta non li accoglie, adesso è colpa dell'Italia se non vengono sbarcati a Siracusa. Qua stiamo impazzendo, o qualcuno fa capire che l'Italia non è più il ventre molle d'Europa, o noi saremo continuamente punto d'arrivo di persone che nulla hanno da aver paura a casa propria, ma sono immigrati economici, e in questo momento noi non possiamo farci carico, il nostro sistema di welfare non può farsi carico di ulteriori persone. Tu dici che bisogna rimpinguare il numero di abitanti con immigrati che arrivano dall'Africa. Io penso di no, io penso che bisogna incentivare le famiglie. Ancora. Lo dice la demografia. No, lo dici tu. Noi pensiamo che si possano aiutare le famiglie a rendere più semplice arrivare dei figli, fare figli, farli crescere in maniera adeguata e con standard europeo. Tu ci vuoi portare degli standard africani che a me non stanno bene. Ecco, invece sulla questione del franco africano, della posizione della Francia. La posizione della Francia, che con il franco africano riesce a influenzare in maniera pesantissima questi paesi. Ricordo un caso accaduto all'Italia, vi ricordate il ministro Pinotti che a fine 2017 dice: abbiamo fatto un accordo col Niger per portare delle persone e formare delle guardie di frontiera che eliminino appunto il flusso di migranti dal Niger. La Francia blocca quell'accordo che era già stato fatto fra Italia e Niger, lo blocca, e solamente in settembre 2018, dopo un lavoro fatto da questo governo, si riesce a mandare la missione in Niger. La Francia con il franco africano influenza in maniera pesantissima tutti questi 12 paesi. Ecco Zanella, allora questa Francia che continua una sua azione, diciamo, tra virgolette, da colonizzatrice o comunque da forza che come dire, controlla questi paesi, è così? Credo non sia una novità. Diciamo che i paesi europei, guardando dalle grandi potenze del passato fino ai giorni nostri, hanno avuto un approccio verso l'Africa sempre con una prospettiva colonizzatrice. Quando si sono defilati da questi paesi che erano diventati fonti di guai, e l'atteggiamento ha lasciato libero spazio a una pseudo autonomia di questi stati che purtroppo sono caduti in mano a dei regimi o a delle dinastie militari, e abbiamo notato che hanno tenuto bloccato queste dinastie militari per generazioni, hanno tenuto bloccato ogni qualsiasi sviluppo.
Il problema della migrazione complessivamente va guardato in una prospettiva di etica, solidarietà e condivisione mondiale in primis, e direi che proprio facendo delle considerazioni banali, l'uomo da quando esiste si è sempre spostato dove c'era il pane, non è mai il pane che va dove c'è l'uomo. Questa è una delle letture più semplici che si possono fare per leggere i fenomeni migratori che hanno attraversato proprio l'esistenza di ogni Stato e di ogni popolazione. In primis, oggigiorno proprio questo argomento, poiché è un argomento che non fa crescere dal punto di vista elettorale nessun partito, se ci fosse una minima di apertura, noi notiamo, ahimè, che è preminente l'interesse elettorale immediato alla prospettiva allargata che non si evidenzia, e l'Europa stessa sta dimostrando tutti i suoi limiti. Attenzione, quando parliamo di Europa, una cosa assurda è che noi pensiamo come un'entità unica, in realtà è l'insieme di tanti stati, ma tutti... Certo che però ognuno tende a salvaguardare il proprio orticello. L'unico Stato che ha provato con coraggio nel 2015 la Merkel, e l'ha pagato elettoralmente, accogliendo diciamo molti siriani, certo, ma subito alle elezioni successive. Certo. Ecco, questa ha dato già la stura dove nessun paese vuole andare, e quindi si preferisce soprattutto in questo frangente cavalcare la demagogia, che è facile per tutti. Certo, sì, certo. Però attenzione, dobbiamo sottolineare che la Germania l'immigrazione la sceglie ed è, diciamo, molto attenta agli immigrati, perché accetta i siriani, non accetta gli africani, perché ha bisogno. I siriani mediamente hanno una cultura molto elevata, e buona parte dei siriani che sono emigrati, ne ho avuto contezza perché conosco un sacerdote, Don Bizzetti, che è vescovo di Scanderum, che mi diceva i siriani emigrano professori, medici, avvocati, eccetera. Quindi l'accettare il siriano per la Germania è un dato positivo. Accettare invece un africano è un problema completamente diverso. Non stiamo facendo, ma la Merkel ha scelto, e ha scelto, diciamo, con un certo razzismo in questo senso, se vogliamo essere razzisti. Però io vorrei fare un percorso brevissimo storico, completando quello che lei giustamente ha già fatto, che la Francia ha perso la seconda guerra mondiale. Fu solo De Gaulle che salvò la faccia della Francia, perché il governo di Pétain era chiaramente dalla parte di Hitler. Quando finì la seconda guerra mondiale, uno dei diktat degli Stati Uniti fu: basta alle colonie. E tutti si regolarono. L'Inghilterra fece il Commonwealth, cioè non sono più colonie, ma commerciamo insieme, c'è una strada privilegiata, e tutto il resto abbiamo visto come hanno fatto. I francesi hanno continuato a insistere, a mantenere, hanno aperto anche a una sorta di neocolonialismo, perché dicevano: gli algerini sono francesi e avevano il passaporto francese. Per cui gli algerini andavano in Francia, poi si sono fregati perché li hanno trattati, li hanno emarginati. Ancora adesso a Parigi soffre di questa situazione. Poi hanno dovuto lasciarli liberi. Io sono stato in Algeria nel 1972, circa 10 anni dopo la rivoluzione algerina. Era un disastro. Negli ospedali non c'erano medicine, non c'erano medici, e sapete che medici c'erano in Algeria? Erano medici cinesi. I cinesi mandavano i propri medici perché gli algerini morivano negli ospedali. E io lasciai lì, avevo con me un pacco di medicine che avevo portato per il viaggio, li ho lasciati a questo ospedale di Soukaras, in Algeria, al confine con la Tunisia. Allora, i francesi hanno lasciato il deserto
andavi a cambiare i soldi in banca e trovavi i ragazzini di 15 anni perché erano quelli che sapevano leggere e scrivere, perché la generazione precedente gli francesi li avevano decapitati. Libertà, fraternità e tutto quello che viene di questo genere. Adesso li tengono vincolati con i soldi e hanno un contratto dove dice: se tu produci ferro, produci risorse, prima commerci con la Francia, certo, e deciderà lei se potrai essere libero di cominciare con terzi, e quindi condizionano i paesi. Allora, per carità, Di Maio avrà fatto qualche errore, non avrà individuato esattamente, ma così si comportano tutti. Allora, quando in Uganda c'era Idi Amin fu messo su dai francesi contro gli inglesi e abbiamo visto cosa ha combinato. Quando scappò in Francia. Allora è una guerra coloniale tra due paesi europei. Vediamo di chi è la colpa di questa migrazione. Quando noi abbiamo preso Addis Abeba, abbiamo cancellato la religione cristiana copta, abbiamo cancellato le scuole, abbiamo cancellato le chiese, e poi diciamo che sono ignoranti i giovani. Vorrei capire, vediamoci, facciamo un esame di coscienza prima di dire se i 40 migranti vanno sbarcati a Palermo o vanno sbarcati in Spagna. Facciamoci l'esame di coscienza, se siamo stati noi la causa, e se dopo aver creato quello che si è creato adesso nessuno va a porre rimedio. Ma non basta porre rimedio, perché se noi mandiamo qualcheduno a fare come le missioni lì, c'è qualcuno che ci specula. È meglio lasciare con le loro risorse e paghiamo a prezzo reale quelle risorse, a prezzo di mercato, perché io non posso comprare a 10 euro una cosa che poi vendo a 100 sul mercato, e lui non può commerciare sul mercato, perché sennò quel governo lo cancello. Succede il classico colpo di Stato. Cambio il governo, quindi troverò sicuramente un governo dalla parte mia. È quello che sta succedendo in Venezuela. Prego, certo. a voi. Allora, intanto prima di sentire Gottardo, volevo anche leggervi brevemente questo messaggio del telespettatore che scrive a favore di Salvini, che finalmente è un politico con le sfere d'acciaio. Ormai mezzanotte è quasi passata, quindi possiamo anche leggerlo, che non racconta palle. Ne avevamo le palle piene del governo precedente, che ci ha scanottato migranti a migliaia. Come governiamo questo fenomeno? Eccolo qua, il punto interrogativo è questo: col blocco totale, dice il telespettatore, e con le armi se continua l'invasione. Quindi un messaggio anche abbastanza drastico. Però Gottardo, io volevo da lei una cosa, perché noi parliamo del franco africano, però giustamente, come diceva Ermanno prima, il problema non è tanto il franco africano, ma le clausole che hanno portato alla sottoscrizione di questo franco africano, perché c'è questa clausola del primo diritto, cioè se tu hai petrolio, adesso parleremo del litio per le batterie o il cobalto, l'uranio e quant'altro, prima lo prendo io, il resto poi se non mi interessa lo puoi vendere. Sì, prima di dare una risposta a questa lotta vera che è sulle materie prime, guardate che il concorrente numero uno su questo non è la Francia, è la Cina. La Cina sta già puntando proprio sul litio, tra l'altro. Dobbiamo porci nella giusta dimensione il problema. Però dice come con il blocco viene fatta l'obiezione. Sì, al breve periodo può servire, breve vuol dire brevissimo periodo, è una politica che è stata sperimentata questa, guardate, le cosiddette vie dell'immigrazione clandestina erano tre: quella balcanica, e la Merkel, con l'aiuto di tutta l'Europa per la verità, perché tutti concorriamo a pagare 6 miliardi a 3 più 3 alla Turchia che paga solo la Merkel, paghiamo anche noi, e quella è stata bloccata. La seconda l'ha cominciata a bloccare Minniti,
era arrivato al 70%, do atto a Salvini che è arrivato all'85%, era quella che partiva prevalentemente dalla Libia. La Libia non è la Turchia. Se noi pensiamo di bloccare questa frontiera pensando che la Libia sia la nostra Turchia, non è così, purtroppo, perché la Libia non è la Turchia. Perché la Libia ha il petrolio e l'uranio. Certo, però la Libia non ha una struttura politica, punto. Non entriamo adesso nelle cose, il mio amico Berlusconi è stato svillanato, sputacchiato perché aveva ricevuto Gheddafi e tutti adesso a rimpiangere Gheddafi, quindi lasciamo da parte tutte queste cose. Però questa altra via di cercare di bloccare questo fenomeno può servire per l'immediato, perché tant'è che è già venuta fuori la terza via, ritornata alla via della Spagna. Quindi in Europa in qualche misura vengono questi ci arrivano comunque. Allora, primo problema, forse sempre con molta stretta. Secondo, uno dei limiti per cui noi vogliamo bloccare queste persone non è per motivi di razzismo o perché ci sono antipatici, sono anche persone simpatiche, sane, non è che siano ammalati, sono gente sana, però è che noi non riusciamo a integrarli. Abbiamo sempre detto che il limite dell'accoglienza non è un limite fisico, sì, c'è anche questo, o demografico, e si accoglie nella misura in cui si è in grado di integrarli, altrimenti creiamo squilibri per loro e per noi e la cosa politicamente non sta in piedi. Allora, se la mettiamo così, allora entriamo nel merito. Allora prendiamo i problemi veri. 700.000 dicono qualcun altro dice 500.000, però il Ministero degli Interni avvalla tutte e due le versioni, già presenti, chiamiamoli non clandestini, irregolari, che già ci sono, irregolari, nei cui confronti non abbiamo risolto il problema dell'integrazione. Sarà un problema? Lo risolviamo questo con il blocco di 40 persone che stanno fuori? No. Allora, vedete, c'è un primo problema di dire come affrontiamo questa cosa qui che abbiamo, sono stiamo alla cifra minore, 500.000. Non è che dice che tu, risolvendo la questione dei 46 che sono sulla nave attualmente in corso, hai risolto il problema dell'integrazione. No, perché noi guarda, milioni già qui. Leggiamo questo messaggio del telespettatore. Con l'accordo di Dublino i migranti arrivano in Italia, dobbiamo accoglierli e se presentano domanda di accoglienza in Germania i tedeschi gliela respingono e così dobbiamo tenerli noi. E qui torniamo ad un tema che è da Dublino va cancellato dalla faccia della terra. È uno dei passaggi, ma non lo possiamo cancellare da soli. Qui bisogna dire, il 26 di maggio si vota alle europee, quale Europa vogliamo costruire? Secondo, nel nostro paese, come facciamo l'integrazione per quelli che già ci sono e non riusciamo a mandarli a casa? Non è che noi diciamo carichiamo gli aerei, i charter e li mandiamo a casa, non riusciamo a mandarli a casa. Questi sono i problemi veri. Terzo, c'è comunque da sfiatare la pressione con dei canali legali che volevo chiedere. Ecco, sono Zupparlo dice che non si può. Perché non si può riattivare dei canali legali per l'immigrazione? Dei segnali significativi, per cui blocco quelli illegali perché io sto mettendo in piedi un'integrazione per quelli che già sono qui e non riesco a rimandarli a casa. B, ho aperto dei canali, come ho fatto l'esempio con Pratica di Mare, e quelli che vengono qui devono passare. Sentiamo Zupparlo cosa dice su questo. È un sistema. La politica del niente è una politica che ci isola totalmente. E allora gli altri, non solo noi siamo isolati, si mettono d'accordo, vedi la Francia e la Germania, contro di noi, quelli di Visegrad che dicono di essere nostri amici. Manco ci guardano, manco ci parlano, e questa è la politica. Sentiamo Zupparlo. La Germania e la Francia 10-15 anni fa hanno fatto conti con l'immigrazione. La Germania credo che sia il secondo paese dopo la Turchia ad avere più turchi, credo che ne abbia 1,5 milioni, 2 milioni. Basta guardare la squadra della Germania, che dira, americani, sono tutti turchi, sono tedeschi ma di origine turca.
Scossiello, tutti turchi. Basta andarci, cioè, è un processo di integrazione. Lo sport mette tutti d'accordo. Perfetto. È un processo, loro hanno costruito il loro modello di integrazione. Io non lo conosco quello, però hanno subito un processo immigratorio fortissimo. Sto parlando che rispetto alle nostre cifre, sto parlando di 2 milioni di turchi. La stessa cosa diceva la Francia, ha gestito secondo me male, con un modello che era quello di far diventare francesi gli algerini, circa 2 milioni di nordafricani. E li ha emarginati. Li ha emarginati, posso dire quel modello, però quei paesi nel loro conto, nella loro storia, hanno fatto i conti con l'immigrazione, con numeri rispetto ai nostri il triplo. Quindi è ingeneroso dire che quei paesi europei, la stessa cosa la Gran Bretagna, meta di tantissimi italiani, quindi questa è la storia. Il punto vero qual è? Non è che con meno Europa noi risolviamo i nostri problemi, si risolvono se c'è una dimensione globale e non se c'è una dimensione nazionale, perché è dentro la dimensione nazionale che ogni Stato ragiona per sé. Se c'è una dimensione globale, costringi tutti a ragionare dentro la dimensione globale. Ma questo è il limite dell'Europa, ne abbiamo parlato anche la scorsa settimana. È il limite di non rafforzare un processo unitario. Quell'accordo di Francia e Germania, che ripeto, io rispetto a Merkel o rispetto a Macron, a figurarsi, ha dentro di sé il tentativo di rimettere in piedi una politica comunitaria, parla di fare una difesa comune, mette in piedi le politiche industriali comuni, ma voi pensate che problemi come l'ambiente, ne cito uno, siano risolvibili dentro gli Stati nazione? No. Cioè, cosa facciamo? Una politica della Germania sull'ambiente, una politica dell'Italia sull'ambiente? Ma non solo, ma voi pensate che nel mercato del mondo, rispetto ai due grandi competitori, Russia, America e Cina, che hanno l'interesse a distruggere l'Europa, noi riusciamo a essere con l'Italia allo 0,8% del PIL del mondo, l'Italia allo 0,8%, irrisorio. Noi siamo un paese competitivo? Questi problemi li affrontiamo con più Europa. Beh, però i giornali in questi giorni hanno titolato che l'Italia era, come dire, il problema della crescita mondiale. No, so se è il problema della crescita mondiale. Quindi, dovevamo essere intelligenti. Per esempio, noi abbiamo un interesse ad avere una partnership con la Germania, perché siamo, insieme alla Germania, un paese che in questo momento la sua economia non è un'economia da domanda interna, ma da export, come quella della Germania. Ma noi adesso ci siamo isolati, perché siamo un paese che cosa facciamo? Mettiamo i carri armati al confine con Chiasso, dichiariamo guerra alla Francia, cosa facciamo? Rompiamo un asse che era storico, era uno dei soci fondatori della Comunità Europea. Allora questo accordo, la politica non si fa l'annuncio sul giornale contro Macron, la si fa esattamente la politica estera, mettendo insieme l'atto della diplomazia e collocando il tuo paese dentro una serie di rete di alleanze che ti fanno risolvere i problemi, non che te li fanno aggravare. Dopodiché lasciamoli davanti a quei 50 cristi, serve solo a prendere un voto in più, ma quelle sono persone. Noi abbiamo 50 esseri umani che stanno lì, noi siamo tutti qui a discutere perché abbiamo tutti la cravatta e il maglioncino e stiamo bene, e non si sa perché il Mediterraneo è diventato un cimitero di esseri umani, e questo alla politica non interessa. Per un pugno di voti in più si decide di far diventare il Mar Mediterraneo un cimitero. Vabbè. Allora, ammesso questo, perché lo è e di fatto, no? E abbiamo detto, e vorrei che qualcuno mi smentisse, che l'abbiamo provocato tutti, compreso il Ministero dello Sviluppo Economico, perché dentro il Ministero dello Sviluppo Economico c'è l'Agip, c'è l'ENI, e l'ENI in Africa fa il cavolo che vuole, va bene? Ecco, se pagasse il petrolio per quello che vale, probabilmente tanti problemi in Nigeria cambierebbero, ma questo è un dettaglio che non conta, no? Ma Macron ha detto che siamo noi quelli che rifiutano, l'ha detto lui. Adesso non dobbiamo cavarci il cappello perché l'ha detto, ma se Macron si è offeso. Macron per primo ha offeso, dopodiché gli hanno risposto, mi pare che è la cosa più normale che ci sia. Prego, Presidente. La supponenza di Macron si vede in qualsiasi suo atto. Quello fatto ieri ad Aquisgrana è un qualcosa che è uno schiaffo in faccia a tutti gli altri 25 paesi europei, perché un accordo Francia-Germania è un tentativo residuale di Macron e Merkel di far capire
prima delle elezioni a qualche elettore che ancora contano in Europa. L'Europa cambierà profondamente dopo il 26 di maggio e mi auguro cambierà facendo più Europa ma meno Europa decisa dai burocrati di Bruxelles. Il terrore che c'è in questo momento a Bruxelles, io ci vado abbastanza spesso, è palpabile. La prima domanda che ogni volta mi fanno quando entro in comitato delle regioni, quando trovo qualcuno della Commissione, quando trovo qualcuno del Parlamento: ma cosa farete come Lega quando arriverete? Cioè, veramente è il terrore. C'era il fuori onda, apparso ieri su una TV della Merkel che parlava con Conte sulle percentuali della Lega. È il terrore. Salvini e la Lega sono il terrore d'Europa. Ma perché? Perché Salvini fa quello che ha promesso in campagna elettorale, fa deterrenza anche sui 77 salvati da Sea-Watch nei giorni scorsi, salvati davanti a Malta, ed è colpa dell'Italia se questi non riescono a sbarcare. Dovevano sbarcare a Malta perché salvati in acque territoriali, di competenza di Malta per il soccorso marittimo da una nave olandese, ed è colpa dell'Italia se questi non sbarcano. La deterrenza serve a far capire che sono cambiate le regole, non c'è più quell'afflusso e quelle persone che appunto arrivavano prima. Il numero dei morti in mare è diminuito nel 2018 rispetto agli anni precedenti perché è partita meno gente, perché ha capito che le cose sono cambiate. L'Europa dovrà cambiare profondamente, ma non è con l'accordo di Aquisgrana, che tra burro e cannoni hanno scelto i cannoni, ricordando un'altra M di infauste vicende. Hanno scelto i cannoni parlando appunto di difesa, di armamenti, di altro. Se questa è l'Europa che vogliamo, lo decideranno gli elettori, anche quelli tedeschi e anche quelli francesi, il 26 di maggio. Allora voglio ricordare, per capire questo incontro di Aquisgrana, che ricordo già un altro incontro d'Aquisgrana, quello di Carlo Magno, no? Che i due paesi che producono più auto sono Francia e Germania, e la crisi dell'auto sarà prossima, perché chiaramente ormai hanno stravenduto e le quantità di auto che ci sono in giro ormai sono esagerate. Ci sono i saloni e ci sono i campi pieni di auto e non sanno cosa fare, devono cambiare la produzione. Si sono trovati per incrementare, non coinvolgendo il resto dell'Europa, per fare un patto a due e coinvolgere le industrie in industrie pesanti e industrie belliche, perché la crisi dell'auto è la prossima crisi. Siccome ho visto il titolo sul Corriere della Sera che l'Italia ha messo in crisi il pianeta, non l'Europa. Mi permetto, mi avevo dimenticato. Qui è stato un errore di traduzione dei grandi giornali italiani, perché l'FMI parlava di Europa e hanno invece tradotto in Italia. Questo è per capire certe informazioni in Italia come funziona. Ma infatti ritiene che sia casuale? Non è casuale, non è casuale. Allora vuol dire che l'informazione funziona in Italia, dai. Allora, l'importante è capire i fenomeni, dopodiché riusciamo anche a renderci conto. Il problema di questi due partiti, che sono partiti neonati, a parte che la Lega è il più vecchio partito, ma Salvini l'ha ribaltata da testa a piedi, fanno paura al resto dell'Europa, ai partiti tradizionali. Il PD sta scomparendo, ma non per colpa mia o vostra che siete qui presenti, ma perché hanno messo un segretario di partito, peraltro eletto dai cittadini, che ha portato il partito nella direzione che abbiamo visto e ha perso credibilità. Allora, è chiaro che la Merkel è preoccupata, è chiaro che Macron è preoccupato, perché ha dei gilet gialli non casualmente, e questi dichiarano nei giornali francesi che loro non sono fascisti, non sono legati a nessun partito politico, pretendono che questo governo o qualunque altro governo possa modificare il comportamento politico e
economico, perché la politica è a binario, è in coda all'economia, che finalmente questa cosa cambi. Mi faccia capire, lei Prego. sostiene che i 5 Stelle della Lega sono due partiti che cambieranno, sono europeisti che andranno in Europa a cambiare l'Europa? No, mi scusi, non ho detto questo. Allora, se ha capito questo, ripeto di nuovo. Allora, non sono, mi scusi, io uso il termine, non sono riconosciuti come partiti, diciamo, classici, e quindi tutti quelli, la Merkel e Macron e tutti gli altri partiti tradizionali, visto il successo che ha questo strano governo, che è in conflitto continuo ma comunque continua a gestire, si stanno domandando se per caso questa questione possa essere virale. Allora, se io ritengo che qualcuno mi faccia male, metto le mani avanti e fanno bene a farlo. Mi scusi. Possiamo parlare alla Merkel, i tedeschi voteranno in un modo, noi votiamo in un altro modo. Siccome votiamo per l'Europa, premesso, io penso che questa Europa è un'Europa che è stata costruita male, su basi, sul neoliberismo, ma io penso che i problemi che noi abbiamo davanti per noi Italia non si possono risolvere se non su una scala europea. La domanda che faccio è: se questa non è l'alternativa, l'altra alternativa qual è? Rompiamo l'Europa e facciamo gli stati nazione? No. Mi si deve spiegare qual è l'altra alternativa. Ecco, l'altra alternativa, su due alternative. L'ho già spiegato 10 volte in questa trasmissione. E allora solo io lei è un politico, no? I politici devono fare delle proposte. Allora, è giusto dire che l'avversario fa degli errori e fa parte dell'opposizione, ma deve fare anche delle proposte concrete, se no, così come ha fatto, sbagliando, facendo giusto, non voglio dare un'opinione. 5 Stelle ha fatto delle proposte e la gente le ha abbracciate. Salvini ha fatto delle proposte e sono state abbassate. Le altre proposte che sono state fatte dagli altri partiti non sono state capite dalla gente. La scelta Salvini e Di Maio non sono opera della divina provvidenza, sono dei cittadini italiani che hanno votato. Allora, per convincere questi cittadini bisogna dire sempre che fanno gli errori, perché fa parte dell'opposizione, però bisogna fare una proposta. Questa non l'ho ancora sentita, perché ho sentito che il PD che sarebbe il partito poi potenzialmente capace, perché è uscito con un certo numero, di un 18% se ricordo bene, potrebbe fare la proposta. Lui dice no, noi facciamo questa, ma stiamo ancora combattendo se il segretario del partito sarà questo o quello, e non si sa mica ancora in testa il segretario del partito che cosa ha. Questo è il problema. Ragione. In questo momento la Lega e 5 Stelle sono due grandi partiti. Che facciamo? Non è colpa mia, neanche sua, è colpa io penso che bisogna avere è cosa di Berlusconi, è colpa del PD, è colpa dei Fratelli d'Italia. Ma se il tema è l'Europa, la statistica ci sono è due questa. strade: o ci stiamo in questa Europa e la cambiamo e ci crediamo, certo che la cambiamo, o ne usciamo. Non dobbiamo discutere di questo, non si può discutere contro l'Europa. Allora, e non avere un'alternativa. Io spero che l'opposizione prenda corpo, perché le gare si vincono quello che corre di più. Ma assolutamente. Quindi la competizione. Presidente, prego. A Bruxelles, a Place de Lussemburgo o a Rue de Bellard definiscono la Lega e i 5 Stelle due partiti antisistema, e questo è il terrore che c'è a Bruxelles. Mentre Macron e Merkel sono per lo status quo, per continuare a gestire come hanno gestito in questi anni l'Europa, con le decisioni prese non dal commissario europeo ma dal dirigente della DG o dal funzionario, non dal Parlamento europeo ma dalla Commissione. Dalle banche. E ci hanno penalizzato perché allora, noi stiamo sostenendo le banche tedesche. Chi mette la firma è il direttore generale della direzione. 2010, a luglio 2010 vado a Bruxelles, parlo col commissario Tajani, concordiamo una cosa, il funzionario la boccia, ok? O portiamo la decisione a chi ogni 5 anni almeno si presenta di fronte agli elettori e risponde di quello che ha fatto, o chi adesso decide per noi è là dentro da quando ha 27-28 anni e continua a decidere sulla nostra testa e su tutti i cittadini europei.
o il potere viene riportato a chi viene eletto dai cittadini, o l'Europa così com'è andrà a fondo da sola. Eccolo qua, guarda, con l'accordo di Aquisgrana l'Europa si sta trasformando in un asse franco-tedesco, sono già a capo di quasi tutti gli organismi europei, con buona pace degli altri. Questo è il messaggio di Igor. Professore. Ma io direi che bisogna guardare sempre la mutazione, l'evoluzione di un quadro politico sia europeo ma anche internazionale. Il quadro politico europeo ci dice, sotto gli occhi di tutti, che le forze politiche che sono state elette nel 2014 non saranno quelle che verranno elette nel 2019. Questo solo per un cambio fisiologico, se volete, ma ciò che è fondamentale tenere presente è che stanno per sparire due assi della politica che erano dei collettori di consensi, l'asse dei popolari o di un'area, diciamo, che si configurava attorno a questa visione politica, e l'asse cosiddetto delle socialdemocrazie, che trovavano una unità, trovavano comunque una sintesi. Ecco, molto probabilmente questi due assi spariranno dallo scenario politico da maggio in poi, insomma, quando andremo a vedere se questa volontà di cambiamento, come viene auspicata, è una volontà di cambiamento che è veramente vicina alle istanze di mutazione che le popolazioni dal basso richiedono ai partiti. Solo che c'è un altro fenomeno che forse sfugge a mio avviso, e che forse sfugge anche alle possibili aree vincitrici di questa competizione politica, è che siamo dentro un contesto di globalizzazione, e questo è un contesto che, volenti o nolenti, non possiamo ignorare. È stato però anche il motivo di dissapore, i motivi di malcontento, i motivi di chiusura, i motivi anche di attrito fra le forze politiche. Però l'internazionalismo e la globalizzazione a livello economico, che è partita con dei buoni auspici ma poi hai trovato altre diciamo intoppi lungo questo cammino, sarà una questione più che delicata, per cui è sufficiente sì parlare di rimodificare, rimodulare l'Europa secondo una visione magari diversa, ma di fronte a un internazionalismo e alla cosiddetta globalizzazione sarà molto difficile pensarla in un'ottica nazionalistica o patriottica o, se vogliamo, sovranistica. Certo, perché, certo. Ecco, l'ultimo dettaglio, non si può sfuggire da questo elemento molto semplice e che è cogente in tutti gli stati, e che è la cosiddetta interdipendenza. Certo, è esattamente quello che sta succedendo. Allora io volevo chiedere a Gottardo, che insomma è un profondo conoscitore della politica, se il successo di questo governo sta nel fatto che ha maggioranza e opposizione allo stesso tempo all'interno del... Ma questa è una vecchia storia italiana, io l'ho visto in altri momenti, è la stessa cosa. Questo succede quando non c'è un'alternativa. La Democrazia Cristiana a suo tempo faceva tutto, maggioranza e opposizione. Donat-Cattin non andava a giurare al governo, rumore, diceva... Perché? Perché era un sistema bloccato, l'alternativa del PC non esisteva, e quindi più o meno ancora adesso, finché non si crea un'alternativa, così anche attualmente, quindi coprono tutto il sistema, quindi non è tanto una novità, ma non dura a lungo, ecco, questo voglio dire, perché anche a quello che diceva il Presidente Ciambetti, siamo antisistema, sì, ma io ammetto la propaganda politica perché è il sale del dibattito, quindi non mi meraviglio, la trovo anche una cosa interessante. Però finite le elezioni non è che l'Europa sia totalmente diversa, c'è un posizionamento diverso delle forze politiche che sono sul mercato. Allora, quello che sento io, anch'io frequento qualche volta Bruxelles, e non solo Bruxelles, però che una delle tentazioni che ha Salvini, lo voglio dire perché voglio sentire il parere di Ciambetti, dice, perché alla fine chi sono gli amici di Salvini veri? Perché i grillini non hanno nessuno li vuole. Questi che prima erano andati lì a piangere, a piagnucolare da Macron dicendo tu sei il nostro capo, gli mando una lunga lettera, ma manco le risponde.
Quindi adesso hanno scoperto che Macron è il male totale a Salvini. I reghini non li vuole nessuno. I gilet gialli dice per carità, noi abbiamo a che fare qui. Quindi da lì non vediamo che ci sia una trasformazione dell'Europa. Andiamo su Salvini. Ma che sono gli amici europei di Salvini? I principali amici europei di Salvini sono dei popolari che lo vogliono. Alla fine lui dice che pesi di più, peserà di più, non cambia niente. Ma molti mi dicono guarda, stai tranquillo, cosa vuoi che sia? Alla fine sarà Kurz, l'amico di Salvini, capo del governo austriaco, Orban, l'amico di Salvini, capo del governo ungherese e così via, sono tutti quanti del Partito Popolare. E da lì non escono. E lavorano con Salvini per fare una maggioranza o un asse determinante in Europa che sia populisti e popolari. Quindi ma se questa è una delle prospettive possibili, poi tratteranno quella componente socialista. Il resto, diciamo, sono briciole. Questo è un cambiamento, ma non lo vedo una rivoluzione. Vedo un assestamento degli schieramenti in gioco. Ecco, siamo sul concreto. Questa è una delle cose possibili. L'alternativa è lo sfarinamento grillino. Sentiamo Ciambetti. La componente socialista, se frequenti Bruxelles, ha dei sondaggi e delle previsioni piuttosto tristi rispetto all'attuale composizione del gruppo. Che Weber abbia voluto incontrare Salvini è un segnale in questo senso, però la Lega, se va a sostenere una commissione, una maggioranza, se va a votare un bilancio europeo, non lo fa se non salvaguardando gli interessi italiani, e questo sarà ma a me non fa un attimo, facciamolo finire, dai, dopo rispondi. È una firma per l'operazione Triton, ma aveva detto un'altra cosa. E accetta che tutte le navi europee sbarchino gli immigrati in Italia. È un piccolissimo esempio di uno che non ha fatto scritto. Lei mi deve portare, visto che io non prevedo Bruxelles perché lavoro, deve portarmi però in quale posto. Io lavoro, non si preoccupi. Appunto, lavoriamo entrambi. No, perché pensavo che lei fosse è un lavoro, sì, certo. Mi porti dove è scritto questa certamente cosa? Glielo porto. Ok, non c'è scritto nessuna sede europea. Glielo porto. Noi abbiamo avuto la flessibilità perché abbiamo tolto l'articolo 18, che era la lettera famosa della Commissione. Posso dire una cosa, perché il ragionamento che faceva poco fa è interessante. In Europa non si possono formare i gruppi di partiti nazionali, Lega, PD, questo è noto. Si possono formare i gruppi, questo fu il problema di Grillo quando andò la scorsa volta, che si è girati tutti i gruppi, poi è finito credo con l'UK inglese. I socialisti sono messi come così, è un dato politico, vedremo. Io penso che in Italia daremo forza ad una lista unitaria della sinistra, lavoreremo per questo è il pendolo della politica. Tra l'altro vediamo come finisce in Inghilterra, perché per esempio il Labour Party, che tradizionalmente un partito del riformismo europeo, è un partito che in quel paese sta avendo un grande successo. La vicenda inglese in qualche modo per me non è chiusa, io credo che non possono uscire senza l'accordo, non possono restare con l'accordo che hanno, devono trovare un espediente per tornare comunque dentro. Anche loro si rendono conto che quella posizione non funziona. Io so cosa faccio quando voterò una lista di sinistra, il mio gruppo parlamentare sarà un gruppo parlamentare dei socialisti europei e si batterà per tre cose: per esempio che il Parlamento europeo abbia più poteri, che ci sia una maggiore integrazione dei paesi europei, ad esempio possiamo pensare ad un commissario unico sulla questione dell'immigrazione che mette insieme su un tavolo tutti i paesi per risolvere questo problema. La domanda che mi faccio è: ma la Lega e 5 Stelle nel Parlamento europeo con quale gruppo si siedono? Alla fine, siccome tutti votiamo per l'Italia, perché noi italiani, io voglio bene all'Italia, tutti vogliamo bene alla mamma, perché la mamma si vuole sempre bene. Domanda politica, che era la domanda che poco fa, io so dove quando voterò quella cosa lì e mi batterò per un programma che presenteremo con un leader europeo socialista, ma la Lega e 5 Stelle con quale gruppo europeo, con quale famiglia europea? Oggi i 5 Stelle non è pervenuta, la politica estera che perviene dalla Lega è l'Austria, l'Ungheria di Orban,
che sono paesi che stanno dentro il gruppo dei popolari europei e che sono stati i primi a dirci non vi permettete di mandarci un migrante, perché vorrei anche annunciare che gli unici che hanno accettato i migranti è la Spagna di Pedro Sánchez. Poi così male i socialisti non sono messi, governiamo la Spagna, Tsipras entrerà nel gruppo dei socialisti, insomma il divenire del campo è sempre un divenire. Io so però dove vado, so che in quel campo lì, ma la Lega dove va? Sentiamo. Beh, sulla Spagna il risultato dell'Andalusia è stato clamoroso, una regione che era governata dai socialisti da sempre ha cambiato clamorosamente colore. No, ma è che tu racconti, fai una storytelling, una fiaba che sta nella tua testa. Dove vi sedete nel gruppo parlamentare Noi europeo? ci siederemo con quei paesi che condivideranno, con quei gruppi parlamentari che condivideranno appunto certe tematiche. Ma se volevi dare più potere al Parlamento europeo, perché non l'avete fatto adesso che avevate nel PSE numeri importanti e cose che si potevano decidere? Ma perché adesso vi viene in mente che bisogna fare qualcosa? Non l'avete fatto nella legislatura appena conclusa? È bello dire faremo, lo potevi fare. Il gruppo dei socialisti europei al Parlamento europeo ad esempio ha presentato questa risoluzione. Io non so se Salvini l'ha votata, devo andare a vedere, non vorrei dire una corbelleria, però il gruppo parlamentare europeo dei socialisti europei su questa questione ha fatto una battaglia, così come ha fatto una battaglia per il commissario europeo. La sua domanda, io ho la risposta. È già successo, non se n'è accorto. È già successo. Dove è andato 5 Stelle? Del gruppo degli indipendentisti inglesi? No. Una parte è andato al gruppo degli indipendentisti inglesi. È già successo. Si è messo con la Lega. Finito. No, mi scusi. Questo è frutto di una legge elettorale italiana fatta malissimo. Mi scusi, io non ho votato con la Lega. Se ci fosse stata una, come si dice, una scommessa prima del 4 di marzo, no? Tutti avrebbero scommesso qualsiasi cosa e chi avesse capito che si poteva fare un governo giallo-verde, con €1 sarebbe diventato miliardario. Allora, attenzione, con la sua posizione, che esattamente, non dico che sia la stessa logica, ma che ha preso Renzi, ha fatto il governo giallo-verde Renzi, poteva fare il governo con 5 Stelle, ma mi scusi, mi lasci finire, mi scusi, per la logica che io non parlo a lei, parlo ai telespettatori, se no non riusciamo a capire, dopo lei mi risponde. È stato il PD a creare i giallo-verdi, e quindi lei sta insistendo su questa cosa. Io penso che all'estrema ratio può essere che i 5 Stelle appoggino la Lega se fa delle proposte concrete. Questa è la mia... forse sono stato io che mi sono spiegato. Il Parlamento europeo non si possono fare i gruppi nazionali. Io aderirò gruppi nazionali. Io che sono l'articolo 1, ai socialisti europei. Forza Italia è dentro il Partito Popolare Europeo. Ma la di Lega fronte a proposte... era dentro il Partito Popolare Europeo. Sì. Allora, siccome si vota per l'Europa e siccome il prossimo Parlamento europeo sarà quello che dovrà discutere di quale nuovo modello europeo, mi pare che questo sia si creerà un'alleanza giallo-verde. Non esiste, non lo puoi fare il Parlamento del giallo-verde, perché non hai gruppi parlamentari per poterlo fare, devi aderire a uno dei grandi gruppi parlamentari. Questo problema ce l'ha avuto i 5 Stelle che si sono fatti di tutte le parole. Non ci mancano le offerte in questo momento. Attenzione, non solo, ma ci sarà anche un cambiamento all'interno, perché così non si può governare. E soprattutto una cosa, il Parlamento europeo non è in collegamento con la gente che vive in Europa. Guardi che io non so e cerco di informarmi, ma i giornali non mi consentono di farlo e nessuno. Cosa sta succedendo a Bruxelles o da altre parti, come spendono i nostri soldi? Non lo sappiamo. Sfido lei a spiegarmi cosa stanno facendo in Europa, perché se c'è uno che emerge dal Lussemburgo e comanda lui e fa tutto lui, mi spieghi che tipo di rappresentanza noi abbiamo? Europa rappresenta 600.000 persone, non rappresenta 50-60 milioni di persone. Abbia pazienza, l'Europa è un po' strana.
va cambiata. Credo che Salvini abbia voglia di farlo, 5 Stelle abbia voglia di farlo, troveranno il sistema. Però attenzione. Tutti la vogliono, io non voglio difendere questa Europa. Io penso che invece non sia così, perché se vedo con chi sono d'accordo con lei in questo. con chi oggi discutiamo, non mi pare che i paesi sovranisti, come dire, vogliono cambiare l'Europa, la vogliono rompere. Non è Europa, è Germania questa, è Francia. E tutto il resto passa in secondo piano, non ci siamo noi. Gli inglesi se ne vanno, mica perché sono sciovinisti, no? Vedremo se ne vanno. No, Vedremo. Gli inglesi hanno fatto la guerra dell'oppio, questi se ne vanno e non se ne andranno. Non se ne andranno. E gli inglesi in queste cose sono bravi. Si pensi che noi abbiamo 55.000 leggi in Italia, gli inglesi ne hanno 3.500 e funzionano meglio. No? Quindi dovremmo imparare anche questo passaggio. Ecco, potremmo chiudere la trasmissione leggendo questo messaggio di un telespettatore. Vediamo, ecco, tra pochi mesi all'europeo nasce una nuova Europa, l'Europa affonda nelle sue stesse sabbie mobili che ha creato, dove ha impantanato nazioni e popoli che ci credevano nel progetto Europa. Finora ha portato solo povertà, caos, migranti e prepotenza finanziaria, praticamente una sciagura. Ecco, forse insomma è il messaggio del... Mi pare che sia un'opinione abbastanza condivisa da tutti. Assolutamente. Bisogna cambiare bene all'Europa, ma non a questa. Certo, allora ringraziamo, grazie a Settimo Gottardo per essere rimasto con noi, grazie ad Angelo Zuppardo, grazie a Roberto Ciambetti, grazie al professor Patrizio Zanella di essere stato con noi questa sera. Ermanno, settimana prossima cosa abbiamo? Ma allora abbiamo in ballo sicuramente l'alta velocità. L'alta velocità secondo me, insomma, le grandi opere. L'alta velocità cosa vuol dire? Cioè, allora, se vale la pena per un tunnel ad alta velocità o se magari non conviene riparare quello che c'è visto che non viene mai usato. Ma non vorrei influenzare l'opinione dei... Porteremo dati per capire se effettivamente questa opera, che è impegnativa e sicuramente sarà fatta molto bene, sia così urgente rispetto a molte altre opere che vengono fatte in Italia e quindi penso che come in tutte le famiglie si cerca di spendere il meglio possibile. Se i dati portano a fare questa famosa galleria ad alta velocità, lo decideranno i nostri telespettatori e se invece no lo decideranno loro. Lo stesso, comunque porteremo ovviamente, daremo la possibilità di valutare appunto. Certo, quello che a noi interessa è mettere le persone in condizione di capire quello che sta succedendo, poi ognuno deve farsi la propria opinione, non li vogliamo influenzare e che si interessino, cioè rendere interessante un problema che è già abbastanza dibattuto e di conseguenza vale la pena dare ulteriori dati perché le valutazioni vengano pesate giustamente. Certo. Allora grazie a tutti di nuovo, grazie ai telespettatori che ci hanno seguito. Venerdì prossimo, qualche minuto dopo le 21, TV7 Match. Buonanotte a tutti, arrivederci.